Autorità, Presidente Rocca, colleghi, gentili ospiti. Non devo essere io a fare nuove analisi o inventarmi diagnosi. Conosciamo i mali del Paese che non sono un'interpretazione politica o ideologica della realtà. L'Italia non cresce, è un dato di fatto. Ce l'ha illustrato bene Mario Draghi. I numeri parlano da soli. 2 sono i punti percentuali di crescita dell'Europa quest'anno, il doppio di quanto farà il nostro Paese. 2 sono le posizioni perse dall'Italia nella classifica dei principali produttori mondiali. 2 e soltanto 2 sono i punti di PIL recuperati rispetto ai 7 persi nella crisi. Il fatto che il nostro nord-est abbia tenuto con un 2,1% di crescita conferma che siamo una parte vivace della nostra economia, ma non ci basta. L'economia globale è cresciuta nel 2010 del 5%, con tassi del 10% nelle economie emergenti. Ecco perché oggi, qui tra di noi, dobbiamo parlare di sviluppo. E non basta dire che siamo dalla parte dello sviluppo. Qualcuno potrebbe dire no, lo sviluppo non lo voglio. Nessuno lo direbbe. Ma quando si passa alle decisioni, il principio viene rinnegato. Arrivano veti, ideologie, interessi particolari, corporativismo. Ottenere il consenso su come fare sviluppo è la vera sfida per la classe dirigente e la strada è tutta in salita. Ma perché ci serve questo sviluppo? La domanda non è così banale come può sembrare. Se si cresce, si diventa stabili. Con la crescita si avvia un sentiero virtuoso di rientro del deficit pubblico. Quindi servono meno risorse o servono meno idee fantasiose per recuperare risorse. Ma non è solo questo. Se si cresce, si generano anche aspettative positive, si danno speranze ai giovani, si perde la sensazione devastante di essere un paese alla deriva incapace di reagire. È solo la crescita che proietta una società verso il suo futuro. A noi serve una crescita stabile e duratura, tutta da costruire. Non serve una crescita per uscire dalla crisi. Ritornare al 2008 non è il nostro solo obiettivo. La crisi sta rubando la scena ad un problema molto più grosso e strutturale: i 10 anni di mancata crescita della nostra economia. Ne ha parlato il nostro Presidente Emma Marcegaglia. 10 anni persi. Oggi la Germania, con la sua crescita al 3,6%, dimostra che anche i paesi maturi possono correre. E questo è il punto, che crescere si può. Basterebbe al nostro Paese crescere ad un 2% per avere ripercussioni apprezzabili su debito, posto di lavoro e consumi. 2%. E che cosa serve a questo obiettivo? Per arrivare a questo obiettivo? Non straordinario, ma alla nostra portata. Io credo che molto si possa e si debba fare, lavorando sugli uomini e lavorando sulle imprese. Provate a immaginare con me, chiudete gli occhi e pensate al nostro Paese e pensate alla nostra Verona. E io vi chiedo, ve lo immaginate il Paese senza imprese? Ve lo immaginate Verona senza imprese? Io credo che sarebbe un Paese, una Verona senza energie, senza futuro. E da dove può ripartire la crescita se non dalle imprese, quelle che esistono e quelle che devono ancora nascere? Io non conosco un modello alternativo. Abbiamo risorse umane eccellenti, imprese eccellenti. Proprio perché il nostro è un paese difficile, le nostre imprese hanno dovuto affilare le armi. Se avessimo un paese normale, regole normali, condizioni comparabili con quelle dei nostri concorrenti, dove potremmo arrivare? Questa domanda per me è fonte di grande ottimismo, ma l'ottimismo va coltivato. Partiamo da un concetto di fondo. Fare sviluppo non significa solo avere tutti di più, tenendo fermo quello che c'è oggi. Fare sviluppo significa ristabilire un nuovo equilibrio. Osservazione ovvia, ma non scontata. Significa eliminare le rendite di posizione, far entrare più mercato nell'economia, significa fisco intelligente, meno vincoli per le imprese, più spazio ai giovani.